Numero 1 i soldi dalla Regione per le opere di viabilità complementari al passante di Mestre. Numero 2 le frazioni. Scende in campo con la consapevolezza di 5 anni da primo cittadino di Mirano Maria Rosa Pavanello, pronta a sfidare gli avversari l'11 giugno, sostenuta per ora dal Partito Democratico e da 2 liste civiche. Padrona della macchina amministrativa, sui soldi che aspetta dalla Regione non ha dubbi. Vogliamo portare a casa i soldi dalla Regione Veneto, quei famosi 19, ma che in realtà sono 42 milioni di euro che spettano a tutti i cittadini di Mirano. Insiste sul territorio di Mirano il casello del passante di Mestre, un'infrastruttura che ha notevolmente aumentato il traffico sul territorio, spiega. Questi soldi erano nell'accordo di programma firmato in primis dalla Regione Veneto, ma da tantissimi altri enti, tra cui Veneto Strade, CAV che ha ereditato insomma, tutta la gestione del commissario, la città metropolitana allora provincia di Venezia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono soldi che spettano ai miranesi. Lusingata da alcuni risultati, Maria Rosa Pavanello, che sfoggia soddisfatta i dati della classifica del Sole 24 Ore sui 100 comuni più vivibili tra i 25.000 e i 30.000 abitanti. La prima classifica ci vedeva all'85° posto e la seconda che hanno rifatto siamo arrivati al 77°, proprio per queste caratteristiche di cui lei parlava e che sono il compito principale che ci siamo posti in questo quinquennio e che ci poniamo. Ma al centro dei prossimi 5 anni, se sarà rieletta, anche le frazioni, si impegna Maria Rosa Pavanello. Mirano non è solo Mirano capoluogo, ma è anche le sue frazioni e quindi Campocroce e quindi Ballò e quindi Zanigo, Vetrego, Scaltenigo. Adesso dobbiamo soprattutto agire anche in quei luoghi.